Beh, allora, intanto benvenuti a tutti e buon anno, buon 2025. Io mi chiamo Andrea, sono nativo di Conegliano. La lingua che ho parlato di più nella mia vita è l'inglese, non l'italiano, per cui esco con degli strafalcioni ogni tanto. Ho un imprinting italiano alieno e quindi eventualmente con l'italiano mi aiuta Daniele. Italiano alieno, hai detto? Yeah, exactly. Ok, perfetto. An alien Italian. I don't know how to say it in better words. Anyway, um, uh, sono felice di essere qui questa sera con Daniele. In arte Daniele De Marchi, ma all'anagrafe Daniele Marcuzzo. Così pare. Così pare, perché questo baldo giovane alla mia destra ha scritto un libro che si chiama Notte Suprema. E lo vedete nella gigantografia qui alla mia sinistra, alla nostra sinistra, ed è un libro che è appena uscito, no Dani? Sì, saranno 3-4 anni che l'ho fatto, no, no, scherzo. Sì, è un libro che è rimasto, diciamo così, in the making per un po', però adesso felicemente è uscito e disponibile. E questa sera siamo qui insomma per scambiare in un'atmosfera molto bella e molto intima allo LZO di Conegliano qualche pensiero riguardo, ecco, a questo libro, prima di goderci un po' di bella musica. E la prima cosa che mi viene da dirti, Dani, è innanzitutto chi sei e cosa fai, da dove vieni, per chi è la prima volta che ti conosce. Ma allora, da dove vengo non lo so neanche io ormai, perché sono un apolide. No, vabbè, scherzo. Io sono di Oderzo, quindi Opitergino, però insomma negli anni 90 si frequentavano parecchi locali, come avremo occasione di parlare questa sera. In realtà mi hai detto giustamente il mio nome d'arte Daniele De Marchi nasce al Miro ormai 25 anni fa, quindi il Miro è questo locale di Lignano Sabbiadoro in cui ogni weekend si riversavano circa dalle 8 alle 10.000 persone e io mi occupavo appunto della sala techno che era denominata Arena, nella quale io ho avuto occasione di lavorare con grandi professionisti, insomma, come DJ, performer, vocalist, eccetera. Ma ascolta, 2025, ormai 2024 l'hai scritto, questo l'hai scritto l'anno scorso. Sì, Cioè, sì, è uscito a ottobre, sì, sì. come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Ma mi è venuta perché di solito io mi esprimo attraverso la musica, infatti è un po' anomalo per me esprimermi anche attraverso il microfono, perché non sono un DJ speaker, ma sono un DJ che mette i dischi, un mettidischi, no? Quelli che vengono i mettidischi. Per cui diciamo che avevo questa esigenza da anni di raccontare sotto forma di romanzo un po' tutte quelle che erano state le mie esperienze di questi 27-28 anni ormai di esperienza dietro un mixer e due piatti, perché si iniziava con i giradischi e tuttora si utilizza i giradischi volentieri, e questa esigenza di raccontare la mia esperienza attraverso appunto la musica, ma anche attraverso le persone che frequentavano i locali, che sono quelle poi che fanno la differenza in qualsiasi contesto parliamo. Quindi sono i personaggi che animano la notte e appunto sono i fruitori dei locali che fanno la differenza. Oltre che la musica, chiaramente. La musica è il filo conduttore, però il pubblico è quello che fa la differenza poi. Ma sai cosa? A me ha piaciuto. Ho detto, ok, Daniele mi manda un messaggio. Una mattina mi ha fatto, ok, è uscito il libro. Non mi ha neanche detto sto scrivendo un libro. Mi ha detto, è uscito il mio libro. Ho detto, bene Daniele, grazie di avermi avvisato. Dove lo posso prendere? Vado su Amazon e trovo questa copertina dove c'era dove c'è una cassetta, no? E la cosa che a me ha colpito subito è il fatto proprio di avere messo in copertina una audiocassetta. Adesso, cioè, non so, quanta gente di voi ha ascoltato un'audiocassetta nel 2024? Così. Dai, qualcuno, no? Però se ci si pensa, no, non è una cosa poi così frequente quanto lo era, no, qualche decade fa. E la cosa magica che a me è piaciuta
diciamo così, forse perché sono nato negli anni 70, forse perché di cassette ne ascoltavo tante, è che queste qui erano l'unica memoria storica, se vuoi, no? Di quei momenti, di quelle notti, perché cellulari non ce n'erano, videocamere poco meno, macchine fotografiche qualcuno se le portasse in giro, diciamo era alquanto impensabile, e quindi il mettere in copertina un'audiocassetta, no, a me perlomeno ha incuriosito molto di questo progetto che hai fatto con questo libro. E al di là insomma di quelle che possono essere i commenti a volte un po' forse banali così, a me piace proprio invece andare a scavare un attimo in quella che è il B-side, come dicevamo al tempo, no? Il lato B dei dischi e il lato B di questa storia invece, cioè perché io di progetti personalmente ne faccio tanti, però dire di mettermi a scrivere un libro ancora non mi era passato per la, per la testa, diciamo così, ecco. Ma e quello che ha fatto accendere sta scintilla cos'è stato alla fine? Ma la voglia di trasmettere la mia esperienza, che è l'esperienza comune a tanti della nostra generazione, e di metterlo su carta, quindi una cosa che potesse rimanere nel tempo. Poi giudicherà chi legge se è stata una mossa, diciamo, azzardata piuttosto che un qualcosa di interessante. Io spero insomma di trasmettere attraverso quello che ho scritto quello che era proprio quello che ci animava sin da adolescenti nel cercare musica, nel vivere di musica e nel vivere di nottate proprio supreme. Sì. E allora qua ti devo chiedere perché alla fine, cioè, il titolo Notte Suprema, io ho cominciato a leggere il libro, non l'ho ancora finito, sono arrivato più o meno a metà. Male. No, ma anzi io dico, bene, perché questo in un certo senso così mi lascia un po' di aura di scoperta anche a me, perché se io l'avessi già letto, no, potrei cadere nel tranello di spoilerare il libro così, invece lo vivo un po' con la stessa curiosità di chi magari ancora non l'ha letto. Ma Notte Suprema perché è una notte del 95 quella di cui parli nel libro, no? Sì, racconta una notte nel 95, sono protagonisti tre ragazzi e sono Mark, Alex e Turbo. Praticamente racconta le vicende legate a quello che è tutto il tragitto dal pomeriggio fino alla notte inoltrata e la mattina seguente, appunto di una nottata il sabato. Tra l'altro è curioso che stasera siamo qui di sabato a celebrare questa Notte Suprema. In realtà Notte Suprema nasce, mi sono ispirato a molti di quelli che erano i flyer che uscivano negli anni 90, quindi i volantini appunto riduzione, no? Che uscivano come materiale pubblicitario delle discoteche, e praticamente c'erano questi titoli molto iconici, molto forti, e quindi non so, c'era quella discoteca presenta tipo Notte Suprema, perché comunque negli anni 90 si respirava una sensazione di notte che non debba finire mai, no? Questo era proprio quello che animava, credo di parlare veramente per tutta la mia generazione, era un vivere la notte, e anche con gli eccessi che comportava la notte, e lo scrivo nel libro questo chiaramente, ma viverla al 100% di tutte le sue emozioni, e viverla fino alla fine della notte, fino all'alba, quando l'alba si porta via la notte e lascia spazio a un nuovo giorno, e ci sono gli irriducibili della notte che non vogliono rinunciare all'ultimo ballo, all'ultimo disco, eccetera. Quando sento ancora adesso che capita in qualche volta di suonare, sento metti l'ultimo, era diciamo una routine, ecco, negli anni 90, ma non c'era neanche bisogno di chiedere l'ultimo, perché l'ultimo non si sapeva mai quando era precisamente, quindi questo era un po' quello, lo spirito veramente era quello di una notte infinita, una notte suprema, perché appunto la notte era al centro dei nostri pensieri, cioè si viveva tutta la settimana nell'attesa di vivere al meglio il venerdì, il sabato, e poi tra l'altro la notte suprema poteva essere anche un martedì negli anni 90, non necessariamente un sabato, perché le discoteche erano aperte 6 giorni su 7, quindi c'era una programmazione diversa a seconda delle giornate, sì, delle serate, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo come era un'atmosfera diversa, era un ambiente diverso. Giusto per capire chi c'è questa sera, chi ha avuto l'opportunità di fare del clubbing o uscire negli anni 90? Roughly.
Hands up. I see one over Ci there. sono, ma sono timidi. One else, all right. Okay, so the funny thing is, la cosa ironica è questa sera, i miei amici mi hanno chiesto dove ci si trova, ho detto LZO Conigliano, ho mandato un link, no? Ho condiviso un link via chat e negli anni 90 non c'avevamo le chat, non c'era neanche internet. E io ricordo che per trovarsi e organizzare le serate per uscire era un po' più challenging di quello che è oggi, no? E per quello che ho letto all'inizio di questo bellissimo romanzo, la cosa che mi è piaciuta di più e che mi incuriosisce nel continuare a leggerlo sono proprio gli insight che hai condiviso di quello che era il pre-evento, la pre-discoteca, il clubbing. Tra l'altro Daniele ha menzionato uno dei personaggi del libro, no? Che si chiama Turbo. Vuoi dare un'anteprima di perché questo personaggio si chiamava Turbo e diciamo così, di come si colloca nell'atmosfera di quello che era il pre-evento? Sì, allora credo che mi è capitato anche dei primi feedback che sto avendo da chi sta leggendo il libro. Praticamente tutti noi abbiamo avuto nella compagnia una persona che faceva un po' da traino per gli altri, no? Quindi era quello che si informava sulle serate più interessanti, che comunque aveva le riduzioni omaggio, il famoso PR, no? Della situazione, diceva lì non c'è andare, invece vieni con me, quella è la festa giusta, oppure mi porti 10 persone, una di queste in omaggio, tu vieni dentro con me, salti la fila all'ingresso. E questo è un po' Turbo, no? Questa persona che è veramente uno che sta un po' al centro, gli piace un po' stare al centro dell'attenzione, anche se in realtà, come scrivo sul libro, nasconde un po' di timidezza, di insicurezza in sé, no? E attraverso il suo atteggiamento comunque cerca di essere sempre al centro, sempre vivo all'interno della discoteca e avendo mille iniziative appunto che dal PR, quindi è quello di andare il pre-discoteca com'era, che praticamente andavi a fare il giro di tutti i bar, no? per dare la tua riduzione, perché la gente entrasse con il tuo biglietto, perché una volta il flyer serviva per avere la riduzione anche, e quindi entravano con il tuo flyer con scritto sotto in fondo, di solito c'era, dei PR si faceva un timbro, non so se ti ricordi. Sì, me lo ricordo, c'era l'angolino bianco in fondo a destra, sì, nel retro del flyer. C'erano i vari staff e praticamente con i nomi più improbabili dell'universo, vabbè, e altro che Notte Suprema, vabbè. E comunque c'era questi nomi un po' strani, tipo, adesso non mi ricordo. Guarda, ti dico il mio staff come si chiamava? Si chiamava Red Alert. I swear, like, è veramente così. E avevamo il timbro rosso. Ero andato in tipografia a farmelo fare. E avevamo fatto i font e quello era il brand proprio. Approfitto per salutare in sala presente uno di questi PR storici. Ne abbiamo diversi in audience questa sera, sì. Dov'è col primo e forse saluto il secondo. Saluto Francesco dello staff produzione nostra, no? Che tra l'altro dove è andato che non lo vedo? Eccolo là. Ecco, scusa, ciao Francesco. Ecco, Francesco era PR storico di Matilda e un po' altri locali. Matilda, woo! Sì. Nice, lovely. That's legend. Right? Sì, è rimasto nel cuore di tutti quel locale. Sì, veramente. E ce n'è anche un altro che non so se è ancora qua. Thomas, dov'è? Thomas. Eccolo lì. Thomas the Wolf. Questo ragazzo qui ha fatto dei progetti di musica nel nostro nord-est come pochi, anzi forse l'unico, che è leggendario. Non solo ha portato un'area, diciamo una luce diversa alla musica techno nel nord-est, ma soprattutto ha portato degli ospiti globali a livello locale, quindi head tip also to Thomas, well done. È bello vedere, no? Come alla fine serate così aggregano un po', no? Tutti gli attori della scena. Thomas potrebbe essere molto turbo in realtà. Oh yeah, ma ascolta, ma perché l'ha chiamato di un po' perché Biturbo, ma Turbo, perché si chiamava Turbo questo personaggio? Turbo perché ecco, un'altra cosa negli anni 90 che adesso è un po' scomparsa, c'era questa, diciamo, idea di possedere una macchina super elaborata soprattutto con
con un impianto car audio, Sound system. un sound system da paura, e quindi c'era la ricerca sempre di chi aveva, proprio anche perché Turbo proprio gli piaceva, era un po' di edonismo, Turbo c'era, no? era per la Fiat Turbo, la 1 Turbo, cosa La 1 aveva? Turbo, esatto. Quindi nel lui, libro c'è gli 1 amici lo Turbo. chiamavano direttamente Turbo e lui si filmava nei flyers Turbo. Sì, così. Naturalmente sono, ecco, ci tengo a dire che in Notte Suprema i personaggi esistono, ma in realtà ovviamente è un romanzo, quindi io Turbo non l'ho mai conosciuto in vita mia, ma ho conosciuto un Turbo, anzi più di uno, però insomma questo era il denominatore comune, era quello di avere queste macchine super potenti e per spostarsi con grande euforia e velocità a tutto volume e a tutto gas. Questo era l'andazzo Con un buon sound system che ti avvolgeva all'interno. un buon sound system che ti sconvolgeva all'interno, direi, più che avvolgeva, perché comunque insomma c'erano degli eufemismi che non posso dire, ma insomma li troverete nel libro. Exactly. Questa bella chat la ritroverete su YouTube. La ritroverete su YouTube in caso voleste rivedervela e scoprire un po' di più anche riguardo al bellissimo lavoro che ha fatto Daniele. Abbiamo già fatto una puntata in precedenza sul nostro canale che vedo qualche subscriber nell'audience, ma se aveste piacere di così mettere le dita nell'acqua e immergervi un po' di più in tante storie belle del tessuto underground locale, il nome del canale è Mode Zero Official, tutto attaccato, Mode Zero Official. Ci sono un sacco di belle storie come quelle di Daniele, e così ecco potete scoprire una in realtà diciamo sommersa, perché ormai la scena radio o media o streaming è un po' più di quello che è il mainstream oggi, no? Tanti artisti passati, presenti, non hanno magari la stessa esposizione, quindi insomma cerchiamo di dedicare uno spazio per dare un po' di faro, in questo caso a progetti come quello di Daniele. Yeah, thanks. All right, Danny. So, la cosa bella nella pianificazione delle serate è quella che non avevamo internet, no? Se c'è un tratto fondamentale che ricordi di quel tempo per organizzarti, per uscire, qual era? Beh, allora, pianificazione era, credo fosse fatta molto a distinto, nel senso che, ecco, c'è da dire questa cosa, che negli anni 90 c'era un gusto musicale molto ben definito, cioè c'erano delle persone che andavano ad ascoltare, non so, musica techno, progressive, eccetera, c'erano quelli invece dell'house o underground, come veniva chiamata negli anni 90, e c'erano quelli del commerciale, ok? Diciamo che questa appartenenza ad un gruppo musicale era molto cioè ad un genere musicale era molto forte, e ci si guardava anche un po' in cagnesco, nel senso che quello che andava a sentire l'house generalmente era visto come un fighettino, non so, vestito in camicia bianca, mentre quello che andava a sentire techno era molto più sconvolto, più alternativo, no? E mentre oggi chiaramente il genere è molto più eterogeneo, cioè i ragazzi di oggi ascoltano cose molto più di generi diversi, quindi non sto qui a dire che fosse meglio una volta piuttosto che adesso, però chiaramente raccontando gli anni 90 c'è da sapere anche questo. Allora nel nostro pianificare le serate chiaramente ognuno di noi si sentiva appartenente a un determinato gruppo, no? Quindi normalmente io se devo parlare in prima persona, quando avevo 18-20 anni eravamo per quelli della techno, cioè non ce n'era, cioè, c'è poco da fare. Per cui si guardavano i vari flyer che trovavamo nei bar, e che c'erano questi flyer con 800.000 colori, no? Con i dragoni disegnati sopra, c'erano tutte queste cose molto ispirate ad un futuro prossimo che in realtà abbiamo visto che il futuro prossimo in realtà era meglio forse il passato. Vabbè, comunque a livello grafico erano questi flyer molto imponenti e che ti incuriosivano, nei quali c'erano i nomi, diciamo, dei DJ che erano seguiti da chi come me appunto seguiva un determinato genere,
e in base a quello si diceva, non so, c'è Bellini, di là c'è Noferini, c'è capito, vari DJ che sono lì, andiamo lì piuttosto che da un'altra parte, però non ci si neanche ci si inventava di dare un'alternativa, o nel senso che diceva io sabato sera vado al cinema, cioè, c'era un gelo, cioè tipo dove vai tu, tipo, cioè, quindi la scelta era quasi obbligata, nel senso che, come scrivo anche nel libro, nell'introduzione, la discoteca era un imperativo assoluto, quindi la programmazione era comunque discoteca. Poi c'era qualcuno che magari voleva andare a sentire l'house, altri che volevano andare a sentire techno, però chiaramente ognuno era parte di un gruppo e si andava a scegliere la discoteca. Per fortuna c'era una scelta di club e di discoteche che chiaramente erano molto variegate e di conseguenza c'era l'imbarazzo della scelta e non c'era neanche il problema della strada, sinceramente, nel senso che è a 40-50 km si va, cioè un atteggiamento che ovviamente col tempo per mille motivi, no Manuel, per mille motivi è cambiato, insomma. La cosa anche bella è che in quegli anni, cioè, tu andavi in discoteca o andavi in un club e ti immergevi per qualche ora, no? In un ambiente, un'altra dimensione, no? Era un ambiente anche safe, come lo diresti in italiano? Non so, un ambiente sicuro, un ambiente che tutelava quel tipo di esperienza, anzi era proprio tutto riguardo all'esperienza, perché non c'era un modo di catturarla o riviverla o rivedere una foto o un video, no? E spesso mi è piaciuto quello che hai detto prima, no? Si arrivava alla fine, non sapevi a che ora finiva in realtà, perché era così unica e così bella che anche se dicevi si finiva a una tot ora, poi c'era sempre quello che sforava e si continuava insieme a vivere quell'esperienza, no? Ci si preparava. La cosa bella che mi è piaciuta che hai detto prima, il fatto anche dell'abbigliamento, no? Cioè io a parte tutti dei bellissimi pantaloni pink che adoro incredibilmente, right? But that's the thing, yeah, high five. But the thing is, non avevi un modo di dire ok, sai cosa, vado su Instagram and I'm gonna check, you know, what people, cosa vesti. No, ognuno aveva un'espressione unica, no? O perlomeno cercava di renderla unica, e quello che era proprio il collage di quello che era lo scenario nel quale ti immergevi era ogni volta diverso, ogni volta immersivo. Era una celebrazione quasi della diversità, no? E i club erano una sorta di mecca che era proprio l'infrastruttura, l'architettura intorno a quell'esperienza, no? Se tu, che l'hai vissuta poi, perché sei stato uno dei resident DJs più iconici del nord-est, perché hai fatto da resident all'Arena del Mirò, nella quale hai lavorato con artisti più... Cosa ricordi di più di quell'atmosfera, di quell'ambiente unico che i club creavano e del ruolo che avevano al tempo? E se magari così possiamo tessere un parallelismo di quello che invece oggi possiamo portarci dietro da quegli anni, cosa magari bene tenere a mente. Allora, era un ambiente sicuramente libero, un ambiente libero e molto vero, cioè nel senso non c'erano tanti filtri si andava lì e il comune denominatore era la musica, quindi si entrava, chi arrivava alle 11:30 sapeva che la serata non era ancora partita e c'era l'attesa appunto di solito si apriva con la sigla, con l'apertura intorno all'1, alcuni locali anche l'1:30, e il grosso della gente arrivava alle 2:30 di notte. Ma diciamo che c'era proprio una voglia di stare assieme, come dicevi tu, era un ambiente molto colorato, c'era molta diversità, ma non te ne accorgevi, nel senso che era un flusso di persone che erano lì insieme con l'unico scopo di divertirsi. Poi chiaramente posso dirti come esperienza, io dalla console forse l'ho sempre avuto dentro questo spirito di guardare anche chi mi stava intorno, e da quello forse è nata anche l'idea del libro, perché mi sono sempre così domandato mentre suonavo, anche se in realtà ero concentrato su quello che era la proposta musicale, nel vedere i volti che avevo davanti, no? E mi piaceva così fantasticare su quello che
che poteva essere la loro vita durante la settimana di queste migliaia di ragazzi. Tu fai conto che ogni sera arrivavano 2-3 mila persone in sala, quindi tante volte mi domando quanta gente ho fatto ballare, no? In tanti anni. E quindi era veramente un flusso di persone molto eterogeneo, con veramente questa voglia di vivere e di viversi il momento, che giustamente qui mi collego con l'altra domanda che mi hai fatto, cioè rispetto al presente, e lo dico questo nel libro, che per noi una volta condividere, adesso dici condividimi questo in chat, condividimi questo su Instagram, condivido questo su quell'altro social. All'epoca condividere significava veramente vivere un'esperienza insieme, ed era veramente viversi il momento, cioè non c'era nessuno che si inventava lì nel momento, adesso lo chiamano dell'hype, no? Momento massimo di esaltazione collettiva e musicale, di tirar fuori una macchina fotografica per dire farsi la foto. No, infatti di quell'epoca non esistono tantissime testimonianze nel bene e nel male. Vedo dai volti che meno male che sia andata così perché delle volte poteva essere controproduttivo poi ecco, però insomma diciamo che ci si viveva il era momento. anche quello il bello, no? Perché tu potevi immergerti, o comunque perlomeno ancora adesso, fortunatamente, in alcuni clubs, no? Puoi proprio immergerti senza doverti preoccupare di, right? Sì, infatti stanno agendo con delle policy nuove che non prevedono l'utilizzo di smartphone, eccetera, proprio per incentivare questo utilizzo, Tutelare anche l'esperienza di chi... incentivare appunto di viversi il momento, no? Perché poi rischi di trovarti davanti un pubblico che magari è più impegnato a star lì con il cellulare in mano che non a ballare, quindi questo anche da parte di chi mette la musica è un po' così triste, diciamo. Questo dico triste perché insomma non vedi l'euforia, insomma, che traspare da chi sta in pista, ecco. Quindi questo è un po' un parallelismo che si può fare e che è una grande differenza dal momento storico che stiamo vivendo rispetto a quello che abbiamo vissuto, insomma, negli anni 90. Io invece nel 2025 uso il cellulare. Mentre suoni? Yeah, exactly. No, non mentre suono, ma lo uso col mio notepad, come il mio... Quello è un buon utilizzo. Basta Yeah. che non stai lì a No. giochicchiare, io qui che non so cosa fare, per il resto va bene. No, exactly. No, io lo uso come Io invece bevo. il blocco notice. Il blocco notice dei miei appunti, dove c'ho tutte le show notes per chiaramente il libro. Leggendolo mi sono notato degli episodi simpatici, diciamo così, no? Adesso mi fa il terzo grado. Eh? Adesso mi fai il terzo grado. No, però una cosa di cui ero curioso, per esempio, quando lo leggevo, cioè, per esempio, l'atmosfera di quando poi arrivavi al club, no? Che tu fossi arrivato in macchina con gli amici o che avessi preso la corriera, le mitiche corriere, arrivavi al locale, poi cosa succedeva? Ti mettevi in coda? Ti mettevi in coda Sì. all'ingresso, no? Col tuo biglietto, col timbro di Red Alert o quello che era il tuo promoter, right? Sì, esatto. E quella però, sebbene non fosse ancora un'esperienza del club in sé, era un'esperienza magica, perché lì potevi immergerti un po'. Tu fai quello che è in coda, no? Tu sei lì in coda, Sì. è così, no? E cominciavi a sentire, intanto che arrivavi, chiudevi la macchina, cominciavi a sentire così, no? Sentivi questa festa che c'era all'interno e di cui tu volevi essere assolutamente partecipe prima possibile, no? E quindi arrivavi e trovavi la coda fuori, che alle volte ti dico anche era voluta, lo sai questa cosa qui? Of course I do. Dei locali. Perché più gente c'era in coda fuori e più si sapeva che la serata sarebbe stata in bomba e quindi ti invitava a fermarti in quel locale piuttosto che un altro. Vabbè, queste qua sono cose tra noi. Allora praticamente arrivavi e c'era appunto la coda fuori e non vedevi l'ora di entrare, soltanto che
se non eri messo in lista o non conoscevi il tizio alla porta o il PR amico di turno, ti toccava star fuori anche a meno 10 gradi e aspettare di entrare. Però ecco, lì secondo me c'era, questo lo scrivo anche nel libro, c'era una prima fase di socializzazione, no? Dove incontravi altre persone, intanto stavi in coda e sentivi queste persone che magari non erano di Oderzo, ma erano magari, non so, di Pordenone piuttosto che anche di Padova. Cioè, nel senso, la gente, come dicevo prima, all'inizio si muoveva molto, quindi incontravi tante persone anche logisticamente lontane, che però si facevano strada per venire in locale, e ti conoscevi già lì all'ingresso, e poi potevano nascere delle nuove conoscenze e poi entravi dentro nel vivo della situazione. E poi c'era il famoso rimbalzo all'ingresso, perché delle volte arrivavi nei locali anche tipo al Matilda, visto che l'abbiamo nominato prima, dove se il buttafuori in serata c'era tanta gente dentro, non poteva far entrare tutti, c'era la famosa selezione all'ingresso, ok? E quindi ti guardavano a testa e i piedi, delle volte ti facevano sentire una merda, nel senso che, cioè, ti guardavano e ti dicevano: tu dove vai vestito così? Mi ricordo gli episodi dove c'era gente vestita come me stasera con una scarpa da ginnastica, gli dicevano: no, qui non entri stasera con la scarpa così, per dire. Giusto o sbagliato che fosse, comunque questa era la dinamica che c'era, cioè delle volte tu arrivavi lì, mille aspettative, però ti eri vestito in una maniera che secondo i canoni del locale non era consona e tu non entravi. Ma sai cosa ricordo? Cioè il fatto anche che a volte non era una questione di cattiveria o una questione di... ma era proprio per preservare quell'esperienza che poi all'interno avresti avuto. Perché onestamente era proprio un qualcosa di magico. Cioè non è che ci fosse un qualcosa di dissonante all'interno di una sala techno piuttosto che in una sala house. C'era un collante generale, no? che legava. E questo... io dopo anni come te ho lavorato in un sacco di locali, cominciavi a capire. Mi sento d'accordo magari nel fatto di dire che ecco, forse a livello di comunicazione al tempo sarebbe stato magari un po' meglio, no? Educare il pubblico prima dell'arrivo per evitarti di fare un viaggio a vuoto, visto che oggi purtroppo la comunicazione al tempo non lo era, ecco, efficiente come oggi. Però anche se oggi vai in clubs come, I don't know, like the Berghain in Berlin, and like, chiaramente hai un'esperienza che è coesiva con quello che è l'outfit, con quello che è parlavi prima, no? Rimanevi fuori a 10 gradi, non c'erano guardaroba una volta nei clubs, you know? Stavi in linea. C'erano, ma tipo avevano 100 posti dentro i 3000, quindi, parliamo di, facciamo anche un'altra parentesi, cioè parliamo dei club che avevamo nel nord-est, quindi nel nord-est d'Italia per esempio, no? Chiaramente sappiamo di un sacco di altri clubs al mondo dove andavi a avere un altro tipo di esperienza, però per quello che avevamo qui era proprio di questo tipo. E io ricordo che invece tu, giusto per dare così una chicca al di là di quello che è il libro in sé, perché mi piace poi avventurarmi nel tuo magico mondo, quando tu suonavi come resident all'arena del Miro avevi uno stile di look tutto tuo. Cioè parliamo dell'apertura dell'arena del Miro, nel quale Mr. Daniele De Marchi, hai aperto, mi ricordo c'eri tu, aprivi per c'era Principe Maurice e facevi l'apertura per chi c'era? Il team di Cocorico? Del Cocorico. Sì. E il buon Daniele De Marchi aveva sfoggiato un look alquanto singolare quella notte. Ci vuoi descrivere? Anche no. Ma sai cosa? Io ti yeah, perché se non ce lo racconti a noi questa sera non lo saprà nessuno. Ci sono altre memorie. No, c'è una persona qui che mi ha visto come ero solo vestito quella sera. le cassettine, quindi cosa era successo quella sera? No, ma lui c'era un po'. No, non lui, un'altra persona. Se dovessi descrivere a chiunque qui com'era quella, no, come ti eri preparato? Allora si era andati a Treviso al Foro, mi pare, eravamo andati, no? Sì. Mi confermano dalla regia che eravamo andati al Foro.
Cos'era il For? Il For Original Store era un negozio che era particolarmente specializzato in abbigliamento da discoteca. E quindi si andava lì e ti davano delle cose che forse adesso, se le vedessi adesso, direi che sono improponibili, però all'epoca sembravano The next big thing. no, sembravano una cosa veramente irrinunciabile. Cioè, e allora mi sono preso questo paio di pantaloni tecnici, credo forse un tipo vinilici, una cosa del genere, grigi mi ricordo, forse a casa dei miei ci sono ancora, vabbè. E poi c'era avevo una maglietta in ciniglia che solo guardarla sudavi praticamente. E poi sopra una bellissima giacca di pelle lunga che sembrava tipo Blade, non so se avete presente il film, no, quello dei vampiri, che c'è Blade, che c'è questa giacca lunga nera, vabbè. E poi c'era un look. Io mi ricordo Matrix con sì, i anche capotti Matrix, lunghi. sì, è vero. Non ho è visto vero. Blade, non mi ricordo Blade. Grazie, ma sai, le birre cominciano a fare effetto. Vabbè. It's fine. Ecco. E poi, vabbè, il look che ho sempre curato sono i capelli, che ovviamente ho ancora lo stesso, nonostante tutto quello che mi ha combinato in testa, è sempre lo stesso parrucchiere. Vabbè. E c'avevo questo capello, vabbè, all'epoca era molto scuro, nero, ok, così nero, e avevo la riga in mezzo, i capelli di media lunghezza, fa conto così, no? E la barba, l'ho sempre avuto il culto della barba, quindi all'epoca però non avevo tanta barba come adesso, ero meno barbone, così. Quanti anni avevi? 22, 22. sì. E avevo queste basette a punta proprio, no? Di moda, anche ti ricordi che c'era anche Del Piero che le portava a punta, Yeah. così. E poi c'avevo sto capello che voleva farmi una conciatura particolare e il parrucchiere mi fa: ah, c'ho una cera, mi fa, che questa viene da Londra, perché all'epoca tutte le cose più innovative arrivavano da Londra, bastava di venire da Londra, ma tu sei meglio di me, ok. Allora mi fa: sta cera viene da Londra, la metto su, ma devi usarne poca, ok? Va bene. Allora io prendo, ho fatto le prove in settimana e mi sono lavato i capelli. Come hai avuto le prove? Poi sabato me la sono messa io questa cera, io esagero. Ma le prove come erano andate? Ma bene, cioè, ma le aveva fatte un professionista, non ok, io. ok. Ok, boh. Allora il sabato sì, là verso le 9:30, 10, no? Stavo preparando e prendo sta cera che era, mi ricordo ancora, era dentro una scatoletta che sembrava quelle dei lucidascarpe, non so se avete presente. Ecco. E lì prendevi questa, così, 2 dita no, manata no, perché sennò stavolta dovrei andare non so, a farmi i trapianti, penso, in Turchia. Vabbè, e allora praticamente c'era questa pomata, proprio aveva la cera proprio, ma era cera, cioè le prime cose, capito? E metto su sta cosa. Dopo, vabbè, avevo occhiali a goccia rossi. Insomma, La cera era inguardabile adesso, colorata oppure cioè, era una cera colorata? Ma aspetta, Ah, ok. io faccio, Aspetto. allora faccio, vabbè, nel senso, dico solo che le voci, appena entravo dentro, c'era la coda fuori quella sera, la prima serata lì dell'inaugurazione del Mirò, mi ricordo, 13 maggio 2000, mi ricordo ancora, c'è ancora la cassetta. E la gente che poi avevo mio amico qui in sala, che saluto, Cristian, che mi portava i dischi, un Ciao, Cristian. altro mio amico, erano in 2 che mi portavano i dischi ed io dietro che li seguivo così, tutto conciato in questa maniera qui, che adesso potendo fare il cabaret, all'epoca andavo a fare Insomma, il hai DJ. messo la cera Ecco. e... Messo la cera, niente, allora entro, ma i commenti della gente era: ah, questo qui sicuramente è il DJ dell'Arena, cioè per dire, cioè, commenti conciato così, può solo che andare a suonare lì. Vabbè. Allora praticamente faccio tutta la mia serata, il cappello non si scomponeva neanche se andavo dentro la Galleria del Vento, ti assicuro. Ecco, e allora praticamente finisco di fare la mia serata, torno a casa, sono state le 8 di mattina, vado in doccia, naturalmente con tutta... Io se non mi ricordo male le punte dei tuoi capelli erano rosse.
Sì, avevo le mesh rosse. Sì, Cioè, sì, mesh avevo le- rosse con la cera. E gli occhiali rossi a Perfect. goccia. Non ci vedevo un cazzo, ma pur di, capito, fare il personaggio. Vabbè. Vabbè. Allora, vado in doccia. Vado in doccia, presente la scena di Lucas Casella quando dice incrociate le vostre mani sopra la No. testa così. Perché poi le vostre mani si inchioderanno, non si sposteranno più. Ecco, praticamente io sono rimasto mi sono lavato 3-4 volte, neanche fosse uno scherzo di qualche amico, eccetera. Niente, io la cena mi è durata tutta la settimana successiva. Io che avevo sti capelli che non riuscivo. Andavo a dormire, mi svegliavo, i capelli erano sempre là. Neanche fosse un Viagra per capelli, cioè una roba, hai capito? Una cosa incredibile. Per cui succedeva anche questo. Ce l'ho ancora forse qualche parte la cera. Oh man. Quasi quasi domani metto sulla No, cera. c'è una foto, io l'ho vista una volta. No, ci sono le foto Io ho una foto no, di di lui Siena, che- no, che Siena. Sì, ci sono. Sì, ma no, non Non è so che se online, I don't think Sì, online. sì, no, Yeah? boh, non mi ricordo. I don't think so. Beh. Online no, però io ne ho vista una in analog, è incredibile. Vabbè, insomma, è andata così, cosa volete dire che io. Comunque, guarda, L'anno dopo mi sono fatto le mesh bionde, giusto per cambiare. però, Season 2. però ho abbandonato la cera. stagione 2. C'era una volta. Quanti appassionati di musica ci sono nell'audience? Allora, chi suona uno strumento? There you go, ok. Chi ha passione di dischi o chi colleziona musica? Oh, look at that, ok. Bello, beh, un'audience molto, molto diversa questa sera, bello. All right, so una delle cose carine secondo me di questo libro qui che cioè, narra un po', è come ti prende per mano, no? Ti porta pian piano nelle varie tappe che ti accompagnano poi nell'atmosfera del clubbing come lo hai descritto nel libro, no? Per quanto riguarda invece quando ci si immergeva in questa atmosfera, cioè quando entravi nel club, right? Visto che tu in questo caso sei un po' la nostra telecamera, no? Perché appare proprio chiaro nel libro, quando tu te lo descrivi, ogni personaggio vive la storia come la vedessi da una videocamera. Com'era l'atmosfera, cioè se dovessi descriverla o anche compararla con quella che hai oggi nei clubs, you know? Da fuori sentivi questo rumore, you know, the sub bass che usciva dai muri, no? E quando ti immergevi, poi quando entravi, com'era? Ma questo dipendeva molto dal tipo di locale. Chiaramente, come ti dicevo all'inizio, C'era una figura che all'inizio delle serate era chiave, no? Se non mi sbaglio, e ancora un po' forse lo è. Forse è cambiato un po', però. Il resident DJ, right? The warm-up. Sì, qui si apre qualcosa che stiamo qui fino al 10 dicembre 2025. Beh, quindi, giusto per no, chi, nel non, senso- per chi non conoscesse cosa fa questa figura in una serata, diciamo così, chiamiamola tra virgolette club. Ma sì, ma allora diciamo che il DJ resident aveva un'importanza fondamentale per quello che era proprio la cultura musicale dei club, perché era responsabile di quello che poi era la programmazione, no, delle varie serate. Quindi posso dire che io, come anche i miei amici, siamo stati formati dai vari DJ resident che c'erano nei locali, quindi aveva un'importanza fondamentale più che l'ospite, perché l'ospite era un po' la ciliegina sulla torta, e quello era un satellite, era una variabile sulla serata, ma però il sound del locale lo imponeva il DJ resident. Quindi questa figura, che secondo me negli anni si è un po' persa per mille motivi, non sto qui io diciamo, a discutere su quello Però che è. plasmava quello che era, ed era tipo l'antipasto per la serata, no? Sì, diciamo che all'epoca non uscivano tanti dischi quanti ne escono oggi, perché se andiamo a vedere sui vari portali, da Spotify a Beatport, Juno, eccetera, escono migliaia di dischi ogni mezz'ora ormai, cioè nel senso, e quindi è difficile fare selezione. Però anche all'epoca c'erano parecchi dischi interessanti, e però c'era il gusto, c'era la voglia di ogni DJ resident di
di imporre una propria impronta musicale su quel locale nel quale lavorava, e quindi questo poi faceva la differenza, perché ogni locale aveva un'impronta musicale e la scena era molto, molto varia, no? Per quanto riguarda appunto l'atmosfera che si respirava, era dettata proprio dai ritmi che dettava DJ Resident. Ma per esempio, cioè, i DJ resident, facciamo un esempio, non so cosa voglia dire un club, non so cosa voglia dire DJing, Sì. right? Cosa fa un DJ resident? DJ Resident si occupa di portare, diciamo, il cliente a ballare innanzitutto, e quindi non era così scontato che cioè uno arrivasse e andasse in centropista, cioè dovevi tu attirare l'attenzione musicalmente e quindi far sì che il pubblico andasse in pista e cominciasse a riempire il locale, a far partire il locale. Quindi la responsabilità di DJ Resident era quella, cioè la responsabilità che avevo anch'io all'epoca era quella di far ballare la gente. In questo mi collego perché comunque ai tempi per suonare, per mettere dei dischi in un locale dovevi passare dei provini, cioè non è che andavi in un locale, io sono DJ, vabbè, ok, sì, però ti facevano fare il provino i titolari del locale. Come funzionava? Funzionava che praticamente, partiamo a monte, nel senso che prima innanzitutto dovevi portare adesso lo chiameremo demo, in realtà era la famosa cassettina dove tu nella C60, infatti uno dei miei capitoli del libro si chiama C60 perché la cassetta normalmente per antonomasia era da 60 minuti, e tu portavi questa cassettina nei locali nei quali volevi suonare, volevi proporti, e il direttore artistico, che era responsabile appunto della programmazione musicale, ti ascoltava questa cassetta e poi la volta dopo che andavi nel locale gli chiedevi se per caso aveva idea di farti mettere su qualche disco. Quindi quello prima. E poi una volta che ti prendevano, chiaramente c'era come posso dirti, c'era un percorso che il DJ Resident doveva seguire, cioè nel senso che la serata doveva avere una sigla d'inizio che sanciva l'inizio del ballo, e poi dovevi creare un'onda sonora, quindi dovevi partire con dei dischi un po' più scarichi per salire. Normalmente nel momento in cui salivi arrivava l'ospite era diciamo il culmine, la summa noctis, ok? Quindi l'apice della serata, e poi risaliva il DJ Resident e portava alla conclusione la serata. Poi c'erano due ospiti, andava il secondo ospite. Però c'era veramente questa cosa che adesso ovviamente, a meno che nei grandi club, ma difficile che ci sia più. Però c'era una scuola proprio, questa era la scuola. Ti racconto un aneddoto se vuoi. Certo. Praticamente io la prima sera che ho suonato gli Amirò sono partito praticamente in bomba, chiaramente, all'una, con dei dischi veramente potenti. La gente ballava, per carità, però sono stato ripreso da un DJ ospite, che mi pare fosse Sacoma all'epoca, del Cocoricò, e mi ha preso la valigetta dei dischi in mano e mi fa: fammi vedere i dischi che hai. Dico, apro la valigetta e faccio vedere, e comincia a tirare fuori e mi fa: questo lo suoni, questo sì, questo no, questo lo metto io, questo lo mette Cirillo, questo lo mette... cioè mi ha segato metà dischi che avevo dentro sulla valigetta. Io sono sempre stata una persona che mi piaceva imparare ed ero curioso. Gli ho detto: ma perché mi stai facendo questa... E lui mi ha spiegato, mi ha detto: ma scusa una cosa, se tu parti così in hype, no? Così subito in bomba, noi alle 3 cosa suoniamo? Cioè, giustamente mi ha fatto capire che dovevo partire con dei dischi un po' più scarichi, che comunque facessero scaldare le persone, e poi arrivavano loro, perché il DJ Resident era al servizio del locale ma al servizio anche dell'ospite, perché è lui che fa da cerimoniere poi per quelli che vengono dopo, no? E questo mi ha insegnato tanto, perché comunque poi anche per un discorso prettamente economico del locale, nell'economia del locale, il locale guadagnava di più
come drink, eccetera, dalle 2:30 alle 3:30. E quindi se tu fai un percorso di un certo tipo, anche musicale, porti le persone a sentirsi più coinvolte, a richiedere di più il drink, cioè è anche un discorso proprio che riguarda le economie di un locale. Quindi avevi anche quel tipo di responsabilità che poi era legata alla musica, però è tutto un incastrarsi, no, di dinamiche. Questo era. Sì, beh, era una doppia responsabilità perché crei, diciamo così, l'atmosfera di base e poi ogni ospite è diverso. Quindi c'è l'apertura di ogni ospite andava, no, nella mano a mano con la serata, non è che potessi fare la stessa serata d'apertura per qualsiasi ospite. Quando hai aperto per il Cocoricò, sicuramente hai fatto una palette sonora piuttosto che un'altra, quindi per quello che era il ruolo del resident era un ruolo molto challenging, cioè non era un qualcosa di Sì, io ero molto scontato. giovane e non me ne rendevo conto, però per fortuna ho avuto dei buoni maestri che mi hanno avuto anche diciamo, l'accortezza di spiegarmi perché si facevano determinate cose e non dirmi si fa così e basta, capito? Quindi anche quello vuol dire tanto. Io ricordo, era, penso fosse il 97, ero diventato resident del Manhattan. Vi ricordate questa discoteca? Yeah. Il venerdì sera suonavo al Manhattan nel privé. Right? Yeah, exactly. E ricordo che ero proprio piccolo, avevo lavorato 4 anni come PR e avevo avuto questo slot che faceva da apertura e chiusura il venerdì sera nel privé, ma chiaramente io avevo una passione smisurata per l'house music, no? Però lì si facevano cose un po' più pop, un po' più friendly, no? E avevo dovuto imparare proprio a plasmare ogni volta, ogni serata, e quella è stata la palestra migliore perché fortunatamente ho avuto anch'io no, dei DJ che mi hanno guidato ed era un po' uno step fondamentale. Tra l'altro non avendo altri tipi di input e punti di riferimento, veramente per chi ci lavorava, ecco, era un'esperienza molto molto challenging. Alright, cosa ne dici? Vuoi che ascoltiamo un dischetto? Intanto, visto che nel tuo libro hai sfoderato nomi di titoli, diciamo, so che ne hai portato qualcuno questa sera. Sì, in realtà avrei prima io una domanda per te. Vai, go for it. Ok. No, prima parlavamo del discorso di questo, diciamo, questo viaggio che io faccio fare in questo libro all'interno della discoteca, no? Dove sembra una telecamera che va così a vedere quelle che sono le varie situazioni che si creano all'interno della discoteca. E siccome so che tu hai anche lavorato per delle emittenti, diciamo, locali che avevano come focus principale andare a fare delle interviste in discoteca, no? C'erano i vari programmi, li nomino anche nel libro, c'era Mass Music, Residence, eccetera, poi c'era l'agenda aperta, adesso non mi ricordo, tu Shaker Planet, esatto. E mi ricordo che appunto che tu mi dicevi che andavi a fare queste interviste, però questo qua secondo me è interessante per collegarci col discorso che facevo prima, che una volta sembrava quasi che andavi a intaccare la privacy, no, delle persone. Quindi io ti chiedo a te, com'era quell'atmosfera di andare a intervistare le persone che erano così, no? Prese dall'euforia della serata. Era un po' roba da matti, cioè. Allora, il contesto era questo. Essenzialmente io avevo lavorato alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, come host di questi programmi TV. Uno era Shaker Planet, poi ho fatto Sky, Agenda Aperta, avevo fatto diversi show e andavano in onda poi nelle TV tradizionali, diciamo così, e questi erano dei programmi di network nel mondo televisivo della musica e del clubbing. Io ho una videocassetta. No way! Se avete delle videocassette, io non ho nessuno dei miei video di quando lavoravo al tempo, quindi se volete inviarmene. Non tua. Alright, there you go. Però un mix di varie cose. It was kind of crazy. Era incredibile perché allora
uno era qualcosa di nuovo, cioè non essendoci nessuna presenza dei media all'interno dei club, cioè appena arrivavi con i cameraman, perché avevamo una troupe di cameraman, c'erano 2 o 3 cameraman, e arrivavano questi... Sì, ma c'erano anche videocamere grandi, cioè erano imponenti, col faro che ti puntava. Cioè. Sì, prima di arrivare nei club avevamo proprio il meet-up con i cameraman, tutta la troupe, tutto quanto, e però l'esperienza che poi avevi nei club era particolare, perché tu arrivavi con queste videocamere e andavi a sondare un po' il mondo di quello che era il club, cioè portavi dei piccoli snippet, dei piccoli fragmenti che condividevi con chi magari non era mai stato lì, per cui per noi che lavoravamo in quel settore, vuoi per me perché ero un DJ, producevo musica e tutto quanto, ed era un po' tessere un ponte, creare una connessione per chi magari non era mai stato in un club ma poteva mettere un po' le dita nell'acqua, no? C'è questo, sì, ma era molto... tutto molto bello, ma la gente quando li fermavi, che gli dicevi... Cioè, quando mi mettevo io ridevano sempre. Che strano. Perché, ma tu li facevi oppure no, dicevi, io ero sempre molto genuino in realtà. Forse anche quello spiazzava, perché onestamente non ero una persona mai stato molto invasivo, ma anzi ero molto curioso. Per cui nascevano queste bellissime gang nelle quali ci trovavamo a parlare di parentesi di quella che era la loro esperienza nei club, delle quali nemmeno loro avrebbero mai pensato di poter... Io mi ricordo, siccome le videocassette le ho riviste nel tempo, okay, che c'erano questi personaggi, lui fa troppo il santarellino, ma in realtà... C'erano questi personaggi che tu li fermavi, a parte che erano sudati a bestia. Sì, no, quello assolutamente. Da circo Togni. No? Sì. Però è il discorso che li fermavi e erano scioccati perché non si aspettavano che... cioè, nascerebbero di quei meme al giorno d'oggi che formidabili. Sì. E mi ricordo che c'era uno... che mi racconto questa cosa, adesso non dico dove era il locale, però mi ricordo che c'era una tizia o un tizio, mi ricordo, mi fa: ma perché vieni qui in questo locale? La risposta sua è stata: io vengo qui sempre. Basta. E poi si è fermato, si è eclissato. Quindi, cioè, ma sai perché? Come facevi a farli parlare? Perché il fatto è questo, cioè non è che c'era l'abitudine di parlare davanti a una videocamera. Cioè, no, ma non fare neanche un TikTok o un Instagram, non era naturale, cioè era come io adesso entrassi in questa mi fermo davanti a lei e dico: oh man, I love you, mi piacciono i tuoi pantaloni pink, era così bizzarra la situazione, ma se tu eri bravo nel fare un po' di carving, dovevi essere molto bravo, perché portava un'immagine, un'esperienza, una storia, più che altro una storia unica, ed era quello che poi, hai capito? Senza dubbio. Ma infatti sì, thank you. Ma è un po', se volete, è quello che stiamo facendo questa sera con Daniele. È l'esperienza che abbiamo fatto un po' tutti. Right, sì. Chi non le ha molto frequentate. Uh-huh. Io non sono una frequentatrice di... Ok. Sono stata, non lo ero. Ok. E quindi quella volta che sono stata, quelle poche... Ma c'era un tipo che diceva ancora qua. Ma vedi, questo che hai vissuto tu Era vestito con la sua mise, con il suo corpo, Yeah. per vederlo parlare, tutta sta tecnica. Vedi, in quel caso, esatto, sono dei momenti che hai vissuto e sono unici, right? La cosa bella di quei tempi, come diceva Daniele, io andavo un po' a caccia di storie, cioè nel senso, e le documentavamo, ed è uno spaccato che poi non c'è stato più. sì, È rimasto in esatto. quegli anni, ma adesso Sì. non so se ci sono ancora dei clips di TV degli anni 90, degli anni Sì, esiste 2000. qualcosa Forse su da YouTube. vedo qualche testa che annuisce, non lo so, ma comunque se trovate qualcosa di Sky, Agenda Aperta, Shaker Planet, all these programs, probabilmente troverete il piccolo giovane Andrea Che lo linciavano all'interno dei locali e sì. tiravano le birre in testa. Sì, no? sì, no, decisamente. Decisamente. All right, look, Sì.
Allora, guarda, facciamo così. Siccome ci stiamo addentrando un po', insomma, adesso il locale è già più pieno e cominciamo a avere voglia magari di ascoltare un po' di musica. Facciamo così, guarda, ti lascio con un'ultima Mettiamo cosa. la cassettina. Un ultimo. Se dovessi farti una domanda questa sera, avendo vissuto un po' il mondo della notte, cioè, una memoria o una o due storie che vuoi raccontare di cose che hai visto e che dici no A way. posto, a Non posto. non te lo racconto perché tanto non mi credi di di qualcosa che è successo e che dici no, guarda, neanche se lo racconto la gente non mi crede. Ma visto che questa sera siamo qui perché hai scritto il libro e se non tu chi altro può raccontarla, c'è un episodio che vuoi raccontare, che vuoi condividere? Ma sì, in realtà non riguarda proprio la discoteca, ma riguarda il viaggio di ritorno dalla discoteca. Ok. Allora, capitava spesso che quando ritornavamo dietro da una serata ci fermavamo in autogrill, no? A fare colazione. E allora praticamente c'è qualcuno che l'ho già raccontata, forse sì, non so. Go for it, perché c'è tanta altra gente che magari non la conosce. Io non la so. Vabbè, allora vedi. No, non ero con lui, non ero con lui. Allora praticamente mi fermo in questo autogrill, i ragazzi mi vedono lì, probabilmente era la serata dove c'ero anch'io e niente, facevo colazione, ma a un certo punto uno di loro mi si avvicina e mi fa, scusa, ma tu stasera suonavi con... Adesso non faccio il nome, però purtroppo, cioè è un DJ famoso, e faccio, no, perché? Perché se lo becchiamo, gliene diamo tante, ma tante. Io faccio, ma quale motivo? Spiegatemi. No, perché ti spiego. Praticamente io ero, credo fossi, non mi ricordo. Insomma, sti qua avevano fatto una serata a 200 km di distanza. As you do. Sì, ed erano Come partiti con la loro si suole macchina fare. ed avevano comprato questa cassetta perché si comprava la cassetta del DJ, no? E poi montavi in macchina e tornavi indietro. E questi mi pare fossero da Brescia e tipo erano andati a Trieste, non so, e avevano chiesto una cassetta a questo DJ e dovevano tornare indietro. E mi fanno, guarda, se lo becchiamo, gli facciamo un culo così. E ho detto, perché? Praticamente abbiamo comprato una cassetta, no? Però noi da Trieste che andiamo avanti e sentiamo solo così, no? Cioè praticamente questo gli aveva venduto una cassetta vuota, quindi fantastico, perché loro me li sono immaginati lì in questi chilometri sull'autostrada, no? Che dicevano vai che adesso parte, vai, quarto d'ora, 20 minuti, niente, vuoto assoluto. Poi con l'autoreverso magari magari è stato solo un lato, sai com'è. Invece niente, proprio una cosa, quindi questa cosa simpaticissima quando me l'hanno raccontata era, cioè, Era bella, guarda, cioè, io mi ricordo, a volte io andavo con delle cassette vergini nei club, non le vendevi, lo ammetto, e chiedevo, solitamente andavo dal DJ e gli chiedevo se ti lascio questa cassetta, mi registri? Ogni tanto qualcuno diceva di sì, alcuni dicevano di no, alcuni non mi tornavano la cassetta. Però questa storia, insomma, mi sono portato a casa qualche bella memoria, che era l'unica memoria che potevi Ne ho portarti. un'altra se vuoi, giusto per concludere. Vai. Farti capire il livello. Ok. Mi ricordo che era una maratona di Ferragosto al Cellophane. Maratona cosa intendi? Maratona si intendeva tipo 12 ore di musica, no? Ininterrotta. Ed era, credo sia stato 2005-2006, dovevo andare al Cellophane di Rimini. Allora praticamente io dovevo suonare intorno alle 3 e 4, poi in finale ho suonato alle 8 alle 9, però questo è un altro discorso, vabbè. Allora praticamente arrivo fuori dal Cellophane e a parte che cioè Rimini era Rimini a Ferragosto, quindi era pieno di gente così e facevi fatica ad arrivare davanti con la macchina e mentre chi mi accompagnava chiamava dentro perché mi venissero a prendere dall'ingresso e fuori assisto a questa scena. Praticamente c'era un tizio, un ragazzo al telefono che non so chi fosse al telefono, insomma continuava su una maglietta bianca e lui era convinto di non averla, capito? Cioè quindi lui continuava a dire al telefono adesso arrivo,
non trovo più la mia maglietta, e non trovo la maglietta. Cioè, hai capito? E continuavo a sentire tutta questa scena e io ho detto, se questo è l'inizio, bene, andiamo dentro, che sarà una bella situation, ok? Quindi, questo per dire, insomma... Oh man. Quante ce ne potrebbero nice. raccontare e quante non ne posso raccontare, perché ovviamente Bello. Daniele, io ti ringrazio per aver condiviso questi piacevoli momenti, insomma, assieme. Grazie a voi. Sono felice di condividere questo bellissimo libro, Notte Suprema, edito da Amazon, Summa Noctis, Notte Suprema, scritto da Daniele Marcuzzo, in arte Daniele De Marchi. E adesso Daniele ha portato una bella selection di dischi, che cosa dici? Ce l'ascoltiamo un po'? Grazie a tutti per aver partecipato. Allora, un ringraziamento alle LZO, a Manuel, Alessandro, Marta, all the team here, super friendly, super nice, thank you. Un ringraziamento a tutti voi che siete venuti, alla buona birra che vi invito a testare. Io ho provato una birra rossa questa sera che è la fine del mondo, quindi vi invito ad esplorare l'angolo dove c'è il nostro buon Alessandro lì e chiedere qualche consiglio. Questo episodio, questa chat la troverete su YouTube, sul canale di Mode Zero Official, tutto attaccato, Mode Zero Official. Trovate tante altre storie lì, se vi piace iscrivetevi pure. C'è qualcosa che vuoi condividere prima di approcciarti volevo alla console? ringraziare e chiedere un applauso anche per Andrea, che è stato un grande entrepreneur. Sono sempre felice di supportare la scena underground Grazie. e persone come te. Grazie anche a Manuel che si prodiga Il per buon Manuel, sì. creare Grazie, Manuel. delle nuove notti supreme. Bravi. Volevo ringraziare anche il Giampa che è presente qui stasera ed è uno dei personaggi che troverete all'interno del libro. Yeah. E tutti gli amici che mi conoscono da una vita, che mi supportano e mi sopportano anche. Nice. E un ringraziamento speciale alla musica, perché è quella che mi ha sempre spinto a fare quello che faccio. Che selection di dischi hai portato questa sera? Mazurche, Casadei, tutta roba così. Perfetto, mi piace. Dove può trovarti Grazie a tutti. Dove ti possono trovare online i tuoi contatti? Daniele De Marchi DJ su Instagram e Facebook per chi ancora lo usa. e nulla, il libro se volete è su Amazon. Abbiamo anche qualche divertitevi. copia qui se volete acquistarne una. Abbiamo copie sufficienti. Sì. Quindi Daniele è disponibile per fare book signing anche se volete una dedica. Filmacopie, sì, Yep. sì. Va bene, ok. Wonderful. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, ciao.